Ciao ragazzi, buon venerdì. In questo momento mi trovo al centro direzionale, voglio la seconda casa amica, Vabbè ragazzi, il centro direzionale, per chi non è di Napoli, è comunque quartiere Poggioreale. Io sono di Poggioreale e oltretutto sono pure boss di Poggioreale. Ragazzi, c'è sempre il richiamo al centro direzionale perché io qui ho lavorato tanti anni. Vi voglio far vedere il palazzo dove lavoravo. Questo è il G1. Vabbè, G1 chi è di Napoli lo sa, il centro direzionale è pieno di grattacieli. Questo è di 21 piani. Io lavoravo al 13° piano, ho lavorato diversi anni qua. E poi ci sono anche grattacieli un po' più alti, tipo la torre dell'Enel e quelle della Telecom, se non erro 30 piani. Vabbè ragazzi, c'è il richiamo qua perché io ho lavorato, vi ripeto, ho lavorato tanti anni e adesso sto per incontrare la mia amica storica Loredana, che adesso sta in ufficio. Loredana, sto arrivando, ci facciamo una bella pizza. Allora, Loredana è un'amica speciale perché vabbè, abbiamo lavorato per qualche anno insieme, mi pare 3 anni, Loredano 4 anni, o 3 o 4 insomma, e non ci siamo mai persi ragazzi perché Loredano è un'amica vera, sincera e mi voglio soffermare su questa cosa. Ragazzi, facciamo attenzione alle amicizie perché col fatto dei social si fa confusione che sono tutti amici, ma non è vero ragazzi. Gli amici sono quelli che ti dimostrano che ti vogliono veramente, che ti vogliono veramente bene, quelli che vi regalano il loro tempo, che vi dedicano il loro tempo quando si presenta l'occasione senza scuse, e non ti cercano solamente quando hanno a domanda qualcosa, quando hanno a chiedere qualche favore, quelle non sono amicizie. Scartato, scartato, l'amo mano, e levo mano. Niente ragazzi, è importante, l'amicizia è rara ragazzi. Io devo dire sono stata fortunata perché ho più di un'amica del cuore. Ovviamente sono amicizie che si coltivano nel tempo, che però restano, e quella è la cosa particolare e speciale, quando una persona resta. Vabbè, ragazzi, io vi saluto perché Loredana mi sta aspettando. Loredana, sto arrivando, e niente, e ci vediamo prossimamente ragazzi sul canale perché vi farò altri video. Partirò tra 2 giorni.